Un tempo la trovavi in ogni campagna siciliana, un segreto sussurrato dal vento tra le foglie. Oggi, quel nome, Assinapa, risuona quasi come un'eco lontana, un ricordo che sbiadisce nelle memorie di pochi. Eppure, per generazioni intere, non era una semplice verdura selvatica. Era il sapore della sopravvivenza nei tempi duri, il profumo della memoria familiare, il legame indissolubile con la terra che ci ha nutriti. Assinapa. Assinapa era uno dei tesori più umili e più veri della Sicilia contadina. Una pianta selvatica, spontanea, che non si coltivava, si cercava. Un dono che la natura offriva senza chiedere nulla in cambio. Appartiene alla grande famiglia delle Brassicaceae, la stessa dei cavoli e della senape, ma possiede un'anima tutta sua, forgiata dal sole e dalla terra di Sicilia. Non la si trovava nei campi ordinati e irrigati. La sua casa erano i margini, i terreni lasciati a Maggese per riposare, gli uliveti secolari dove l'erba cresceva libera. Spuntava tenace tra le pietre dei muretti a secco, lungo i sentieri polverosi e ai bordi delle trazzere, le antiche vie rurali. Non chiedeva acqua, non chiedeva cure. Cresceva dove la terra era ancora viva, pulsante, selvaggia. Riconoscerla era un'arte tramandata, un sapere che non si imparava sui libri. I contadini la distinguevano a colpo d'occhio dalla cicoria selvatica, più amara e con la foglia diversa, o dai rapetti, che hanno una consistenza più carnosa. Non servivano nomi scientifici come «oh», bastava uno sguardo, un tocco, un respiro. L'occhio esperto cercava le sue foglie frastagliate, di un verde deciso e brillante, spesso con una leggera peluria che le rendeva quasi vellutate al tatto. Ma era il profumo a togliere ogni dubbio. Sfregando una foglia tra le dita, si liberava quell'aroma inconfondibile, leggermente pungente, quasi piccante, con una nota terrosa che sapeva di pioggia e di campo. Un profumo che non era solo un indizio, ma una promessa. La promessa di un sapore robusto e genuino, che avrebbe portato in tavola tutta la forza e l'essenza della campagna siciliana. Era questo il primo capitolo della sua storia, la ricerca, il riconoscimento, il rispetto per un dono spontaneo della nostra isola. Le nonne sapevano quando raccogliere la sinapa. Non era una scienza scritta sui libri, ma un dialogo silenzioso con la terra, scandito dalle stagioni. Si aspettavano le prime piogge autunnali, che risvegliavano i semi dormienti. Si osservava la luna, perché secondo la tradizione contadina, la luna crescente favoriva la crescita di foglie tenere e saporite. E si attendeva con pazienza la prima, leggera gelata notturna. Quella brina mattutina, dicevano, era un tocco magico che cuoceva l'amaro della pianta, rendendola più dolce al palato. Era un sapere che non si spiegava, si tramandava attraverso i gesti e le stagioni. La raccolta era un rito. Si andava nei campi con un cesto di vimini e un piccolo coltello, ma spesso bastavano le mani. La si raccoglieva con calma, in silenzio, quasi in punta di piedi. C'era una regola non scritta, un patto di rispetto con la natura. Non si sradicava mai la pianta, ma si tagliavano solo le foglie più giovani e i cimali, i germogli più teneri. Questo permetteva alla pianta madre di continuare a produrre, garantendo un nuovo raccolto dopo qualche settimana. Era un gesto di gratitudine, la consapevolezza che la terra da solo se le si permette di rigenerarsi. Poi si portava a casa, un tesoro verde e selvatico. Il lavaggio era meticoloso, un'immersione in acqua fredda per liberare le foglie da ogni residuo di terra. Era un momento di cura, quasi una purificazione prima che la sinapa incontrasse il fuoco. E infine la bollitura. L'acqua iniziava a fremere, liberando un vapore denso, un profumo forte, sincero, quasi pungente. Un odore che riempiva la cucina e raccontava di campi umidi e di mani sapienti. È l'odore della memoria, un profumo che oggi, nell'era dei cibi confezionati e inodori, quasi nessuno sa più riconoscere. Una volta pulita e sbollentata per domarne l'anima selvatica, Assinapa era pronta per la sua trasformazione più classica. In padella,
Il rito era immutabile. Aglio schiacciato, quello che profuma le dita per ore. Un filo generoso di olio buono, quello nuovo, denso e quasi piccante. E un peperoncino secco, spezzato con le dita per dare calore. Nient'altro. La filosofia era quella di non coprire, ma esaltare. Il sapore che ne veniva fuori era un concentrato di campagna, intenso, con quella nota amarognola che è firma della sua autenticità, e una punta piccante che restava in bocca, un ricordo piacevole e persistente. Ma la sua versatilità non finiva qui. Diventava il cuore di focacce rustiche, dove la sua amarezza si sposava con la dolcezza dell'impasto. Oppure, in primavera, arricchiva a frittedda, unendosi a fave, piselli e carciofi in un piatto che era un inno alla stagione. C'era chi la univa al maccù di fave, creando un contrasto sublime tra la cremosità del legume e la sua nota vegetale. E per una cena veloce e nutriente finiva strapazzata con 2 uova e accompagnata da pane duro, quello abbrustolito sul fuoco. Per non sprecarne nemmeno una foglia e conservarne il sapore per l'inverno, si preparava la conserva sott'olio. Un modo per sigillare l'essenza della terra in un barattolo, una scorta di carattere pronta per ogni evenienza. Era cibo povero, sì, ma di una ricchezza e di un'ingegnosità che oggi chiameremmo gourmet. Perché è sparita? Oggi quasi nessuno la raccoglie più. Non perché non esista, ma perché non la riconosciamo più. Abbiamo perso l'occhio, abbiamo perso il tempo, abbiamo perso il legame con la terra. Nei supermercati non c'è, nei libri di cucina moderna non viene citata. E così, lentamente, è scomparsa anche dalla memoria. Ma chi l'ha mangiata almeno una volta non se l'è mai scordata, perché Asinapa non era solo un sapore, era un gesto, un momento, una cucina fatta di silenzi e di pazienza. Era la Sicilia che non buttava niente, che sapeva aspettare, che sapeva riconoscere ciò che valeva, anche se umile. Tu l'hai mai sentita nominare Asinapa? Oppure tua nonna la cucinava e tu te lo ricordi ancora? Scrivilo nei commenti. Perché finché qualcuno la ricorda, questa verdura non è davvero scomparsa. E se vuoi continuare a riscoprire i sapori dimenticati della Sicilia, iscriviti al canale.